Onorevole Perconti, ecco, questa notte si è vissuta intensamente, una notte che si è vista con la crisi, Draghi si è dimesso, insomma molti vi danno la responsabilità. Come si vive questo momento all'interno di 5 Stelle e con il Presidente Conte? Sì, noi non abbiamo voluto la crisi di questo governo, noi abbiamo messo 9 punti, su carta, li abbiamo presentati al Presidente Draghi, perché il Movimento 5 Stelle negli ultimi tempi al Movimento 5 Stelle non viene data la giusta attenzione all'interno di questo governo. Abbiamo molti provvedimenti sotto attacco, mi riferisco al super bonus, mi riferisco al reddito di cittadinanza, e oggi ci siamo ritrovati praticamente una norma sull'inceneritore su Roma, su un testo in maniera del tutto decontestualizzata, e noi già ci eravamo astenuti in Consiglio dei Ministri, quindi avevamo già detto che se non ci fosse stata una giusta mediazione tra le forze politiche noi non avremmo potuto votare quel provvedimento. Voglio ricordare inoltre che non siamo stati i primi ad astenerci nella maggioranza, mi ricordo la Lega, mi ricordo Italia Viva. Quindi Si può recuperare un dialogo all'interno di un possibile riannodare il filo? Insomma, Mattarella ha stoppato le dimissioni di Draghi, che futuro immagina all'interno sempre del vostro partito in un discorso di collaborazione, se ci sarà, e di coalizione? sì, diciamo che questi erano una sorta di atto dovuto. Adesso Draghi mercoledì si presenterà davanti alle Camere e la nostra linea è sempre la stessa. Noi abbiamo posto dei quesiti, dei punti fermi, abbiamo parlato di super bonus, salario minimo, reddito di cittadinanza. Queste cose non sono state ben tenute in considerazione nella conferenza stampa di Draghi e quindi se ci sono le condizioni noi siamo pronti a sostenerlo, altrimenti usciamo dalla maggioranza, credo.